finendo, diciamo che è stato definito, dicevo fino a la direttrice, la dottoressa, che purtroppo nel calcio fino ad oggi alcune cose sono state viste come quasi obbligatorie, ma sulle quali le società non credevano o non credevano. Quindi le società di calcio erano viste come partita, risultato, campagna acquisti e campagna vendite, plusvalenza sui giocatori, che sono importantissime tutte queste cose. Tutti gli altri aspetti erano sottovalutati, dal marketing alla comunicazione e l'organizzazione della società. Noi abbiamo detto dal primo momento che vogliamo fare una società normale e fare agire come fosse una società normale. Probabilmente nel calcio fare agire da persone normali diventa quasi una rivoluzione e questo ci sta bene. Questa rivoluzione penso che sia indispensabile nel sistema, non possiamo cambiare quello del sistema, però cambiamo dove siamo. Con tutto il rispetto di chi ci ha preceduto, che ha fatto benissimo, io dico che chi ha dato, come il Presidente Cestaro, 10 anni di energie di ogni tipo, c'è solo da ringraziare, per cui approfitto anche di questa occasione per farlo. Questo non significa però che noi non possiamo provare a fare meglio. Fare meglio non significa pertanto, ripeto, acquistare calciatori di nome, probabilmente significa fare anche a livello sportivo una ricerca diversa. È la prima volta che vedo un corner e una banca di questo tipo in Italia sicuramente, ma forse anche difficile trovarla in giro per il mondo. Quindi non approfittare e non capire che ci possono essere delle grandissime sinergie tra il calcio palla e il super flash. Io dico che fino ad oggi c'è stata collaborazione, io mi auguro che aumenti in tutti i sensi. Lei ha una bella maglia arancione, why not la terza maglia dovrebbe essere anche arancione, no? Con magari oltre a uno sponsor grande anche uno sponsor più piccolo. Quindi dico questo perché siamo disponibili e possibilisti su tutto. Quindi innanzitutto grazie alla padrona di casa e penso che ci vedremo molto presto. Sì, chiederei un commento a proposito di questa collaborazione anche all'amministratore delegato di G-Sport, Giacomini. Buongiorno a tutti, anch'io devo ringraziare per l'ospitalità, devo ringraziare il Presidente Penocchio, l'amministratore delegato Valentini, che comunque ci ha dato la possibilità di entrare nella famiglia del Padova Calcio. Noi come G-Sport siamo una società che gestisce in questo momento 15 squadre tra Serie A e Serie D in concessione esclusiva. La mia azienda il nostro metodo di lavoro è entrare nelle società di calcio, mettere all'interno delle figure che vanno a sviluppare le società del marketing, la parte marketing commerciale in loco, e questo serve per creare le sinergie con le aziende. La prima cosa che mi ha richiesto il Presidente è creare l'ospitalità, di portare innovazione allo stadio, e questo ha sfondato in noi una porta aperta, dove comunque è diventato fondamentale trovare sinergie con le aziende, e il metodo per trovare le sinergie è creare innovazione. Partiamo dall'ospitalità che permetta a tutte le aziende di venire allo stadio, trovarsi una ristorazione adeguata, trovarsi una seduta adeguata e l'ospitality di vaste possibilità in base alla tipologia degli sponsor e dei partner. Piace identificare partner perché la sponsorizzazione ormai è superata, non è solo una classica pubblicità a bordo campo, ma deve essere una sinergia tra le aziende. Quindi secondo noi, secondo la nostra modo di lavorare, è importante trovare le sinergie che permettono alle aziende di avere anche un ritorno sia di immagine ma anche di sinergie tra le aziende partner che seguiranno il Padova Calcio. Quindi noi troverete un'azienda che sicuramente andrà a investire assieme alla nuova proprietà in infrastrutture. Sicuramente ci vorrà del tempo perché, essendoci insediati in questi giorni, agosto è alle porte, quindi faremo fatica a essere pronti per la prima di campionato, ma sicuramente nei primi mesi saremo
sicuramente a regime con delle nuove aree ospitality che permettono di dare un servizio ampio ai nostri partner. Presento Alberto Noventa, che sarà la persona che si svilupperà sulla parte del marketing, e assieme a lui ci sarà il suo staff e andremo sicuramente a sviluppare all'interno sul territorio tutte le sinergie che ci permettono di avvicinare le aziende del territorio padovano. Questo è, diciamo, il lavoro che andremo a fare in questi mesi, quindi massima energia e disponibilità a trovare collaborazioni. Ecco. Ringrazio anche la banca per la sua ospitalità e vedremo di contraccambiare allo stadio a breve. Grazie. Sì, allora per completare il giro chiederei anche al direttore commerciale Noventa un commento su questi primi giorni importanti di lavoro. Allora, il primo commento è questo fatto. Io rappresento un po' la padovanità di questo gruppo di lavoro. Sono di Padova, vi confermo e chi ci conosciamo già anche essere molto tifosi di questa squadra. Giustamente la filosofia di G-Sport è anche quella di rilanciare, sono operativo in G-Sport e quando si poteva prefigurare altre opportunità di lavoro magari in altre squadre, sinceramente un po' come si lega la maglia, come un giocatore si lega la maglia dei suoi giovanili, per me il sogno di essere a Padova è un sogno che si sta realizzando in qualche modo, per cui voglio fortemente lavorare in questo territorio. Giustamente ragioneremo in termini di hospitality che riguarderanno gli sponsor, ma vorrei ragionare anche in termini di pane e salame per i tifosi, per cui sicuramente cercheremo di studiare delle iniziative che magari avranno sì un taglio commerciale, perché cercheremo di coinvolgere anche il tessuto imprenditoriale locale, magari che ci aiuterà concretamente nel realizzare alcuni momenti aggregativi per i tifosi. Quindi in questo senso mi voglio impegnare, così come anche con gli altri collaboratori già operativi all'interno del Calcio Padova, e ringrazio soprattutto per l'aiuto che ci stanno già dando in questi giorni, che ci daranno anche in seguito. Io voglio proprio impegnarmi per riavvicinare quello che è il Calcio Padova alla sua città. Non è casuale la scelta di avere un partner bancario come Cassa di Risparmio, non è stato casuale la scelta di essere qui oggi. Potevamo organizzare una conferenza stampa analoga a Lugano, in fin dei conti venite spesso lì, ci venite a trovare a casa nostra. L'idea di andare verso la casa della città, che sono le sue piazze, che è il suo ambiente, che sono i suoi interlocutori tradizionali, che possono essere gli enti locali, piuttosto che anche gli enti benefici, in questo senso anche in ottica di questa partita importante, questo primo evento che avremo in Sydney, stiamo già attivandoci, vogliamo essere parte di questa città, parte attiva, legarci, non avere solo il pregiudizio di una proprietà bresciana, ma sentirsi padovani tutti quanti e rivedere l'identità padovana e in un'anima padovana quello che sarà il nostro futuro, che per noi si chiama calcio, però calcio deve essere fenomeno aggregativo, deve essere un fenomeno sociale, per noi anche un taglio commerciale. Non vi nascondo che mi aspetto anche delle risposte, o meglio, mi auguro delle risposte molto positive dagli imprenditori che magari per varie ragioni fino ad oggi non si sono avvicinati al mondo del calcio, per pregiudizio, per non conoscenza. Oggi vogliamo rilanciare non solo l'immagine di uno scudo crociato che ci appartiene da sempre, di un'associazione Calcio Padova che ha una storia pluricentenaria, no, meglio, più che centenaria, scusate. Ma allo stesso tempo vogliamo essere di nuovo presenti in città. Lo faremo con molte iniziative, cercheremo di avvicinare anche quello che è la squadra agli ambienti circostanti. Non è un fortino Lugano, okay? Vogliamo che il sentimento di tifo sia trasferibile ad ogni livello e questo sarà una delle chiavi di lettura con cui, peraltro abbiamo già iniziato, con cui vogliamo anche strutturare delle campagne di marketing, delle campagne commerciali che avranno la finalità di spingere sul consenso per arrivare poi a quello che è l'obiettivo, il successo sportivo e il successo comunicativo. Quindi ringrazio voi oggi qui e poi c'è una piccola sorpresa. Allora in conclusione chiederei al Presidente Penocchio una parola riassuntiva su questa nuova squadra di lavoro che ha accanto in questo momento. Ringrazio la dottoressa che ci ospita in questo meraviglioso corner nel contesto di una piazza di università straordinaria. Sottoscrivo parola per parola, punto per punto, quanto hanno detto Vittorio Valentini, l'amico Alessandro Giacomini e il dottor Noventa. Credo che abbiano sintetizzato veramente con molta puntualità quello che è lo spirito
di questa iniziativa. Alessandro Giacomini, che prima di essere un partner è anche un amico con il quale abbiamo avuto modo già di lavorare in altre esperienze, credo che oggi rappresenti in questa iniziativa la società leader per questo taglio di operazioni. Ha ormai un know-how super collaudato, ha un network di relazioni di persone che è in grado di poter dare il meglio per quanto riguarda questo tipo di service. Avendo condiviso con loro gli obiettivi, i target, cioè quello di portare lo stadio ad essere non più un qualche cosa dove va il solo tifoso a fare il tifo la domenica o il sabato quando va la partita, ma di essere un momento di incontro per la città e per la socialità stessa. Quindi il fatto di creare, e questo è negli obiettivi della G-Sport, dell'hospitality, che avranno delle taglie, delle forme, come ha detto giustamente il dottor Noventa, che possono andare dal salotto per fare anche pubbliche relazioni a certi livelli, al discorso invece diciamo di aggregazione dei tifosi. Lei ha usato un termine che mi è piaciuto molto, no? del pane salame. Quindi questo credo che sia un qualche cosa di interessante, di nuovo, che noi portiamo in questa città, nel nostro progetto. Mi auguro che sia capito e sostenuto, perché è un qualcosa che sicuramente porterà la città a condividere anche questo sport che non lo dico io, perché lo dicono i numeri, è sicuramente lo sport più bello del mondo. Grazie Presidente, siamo a disposizione per le vostre domande. Materialmente, il primo intervento che il primo progetto che mi commenta come questa Lucana, che cosa... Abbiamo iniziato praticamente la scorsa settimana, quindi i tempi tecnici di realizzazione, abbiamo portato delle idee, dobbiamo anche confrontarci con la parte del comune, perché comunque essendo in proprietà del comune dobbiamo avallarlo e coordinare. Comunque i primi interventi sicuramente sarà un discorso di ospitalità, quindi delle aree ospitality dove possiamo fare una ristorazione a buffet o anche a ristorante all'interno dello stadio per dare questo servizio ai nostri partner. A questo proposito, come vi è sembrato l'amministrazione comunale? Permesso che io non li conosco, ma sicuramente credo che ci sarà, da come l'hanno raccontato e come mi hanno spiegato, c'è una massima disponibilità, quindi non vedo un problema, è solo un problema di tempistica più che un problema di intervento. Abbiamo avuto, scusate, prendo la parola un attimo perché poi nell'insieme a livello di diverse cariche, sia il Pinocchio, io abbiamo incontrato l'amministrazione comunale. Le richieste le facciamo, no? Senza aspettarci più del dovuto, però sul fatto di poter riavvicinare i tifosi e quindi anche riportarli allo stadio, di conseguenza anche chi gestisce alcune dinamiche legate alla viabilità, che magari non è solo l'amministrazione comunale, sono già stati sollecitati come interlocutori. Sull'amministrazione comunale, visto che è un interesse comune questo sport, soprattutto quello che socialmente muove, riteniamo che per l'amministrazione ci siano diversi spunti anche di sviluppo. Quando parlavamo prima di aree di ospitalità, ci possono essere anche diversi modi di ospitare un tifoso, dall'accoglierlo, ma anche da dargli un servizio e che questo sia, per un impianto sia fruibile. Allora, in quest'ottica la relazione è già iniziata, ritengo anch'io che sia molto costruttiva, lanciamo un po' da stratina al nostro sindaco in pectore e anche tifoso del Padova. Se in qualche modo a livello amministrativo non ci pensa lui, non possiamo che affidarci al caldo eterno, però le idee ci sono, la concretezza è da dimostrare da parte nostra ma anche da parte dell'amministrazione, quindi per quanto riguarda la parte che mi compete ritengo che gli spunti ci possano essere. Non ho visto resistenze particolari, adesso aspettiamo i fatti. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio.
Vi ringraziamo, vi lasciamo alle riprese. No, sì, lasciamo le riprese, però prima di andare a casa vi inviteremo a bere una cosa in un altro dei punti storici della città, che è il Caffè Pelocchi. Per cui se vi fa piacere, siete nostri ospiti oggi, beviamo una cosa assieme ed è uno dei motivi per cui vogliamo essere di nuovo in città come calcio tavola. Va bene? Quindi è il bianco che sì, va bene? In qualche modo.